Cari amici, benvenuti sul mio canale. Io e mia moglie Paola ci abbiamo messo quasi 70 anni per capire che Pordenone ha anche un ambito interessante dal punto di vista turistico e storico. E non è solo una città industriale, moderna, ricca di servizi, come noi abbiamo sempre pensato. Recentemente abbiamo visto su internet che a Pordenone c'è anche un centro storico attorno al quale effettivamente è cresciuta la città moderna che tutti conosciamo. Una mattina così abbiamo deciso di partire per vedere e toccare con mano questo cuore storico della città. E vi devo dire che forse proprio perché non lo immaginavamo, siamo rimasti positivamente colpiti. Siamo arrivati nella piazzetta del municipio, dove c'è anche la cattedrale e il campanile di San Marco. Abbiamo poi percorso via Vittorio Emanuele II e proseguito poi sul corso Garibaldi. A mezzogiorno abbiamo pranzato in uno dei ristorantini del centro. Il pomeriggio abbiamo fatto una bella passeggiata nei giardini e nelle aree verdi che devo dire sono veramente ben tenute. Abbiamo visto il Parco San Valentino, il Parco San Carlo, il Parco Galvani. Sono tutti adiacenti al centro storico e sono tutti raggiungibili a piedi. Il video che ora vi presento, come al solito, è accompagnato da musiche che io apprezzo e che ci vengono regalate dai tanti YouTuber che popolano la rete.
viaggio nella terra degli Istri, civiltà dei Castellieri, tra le meraviglie geologiche del Carso, dalla inimmaginabile biodiversità della flora, fauna e d'avifauna, della cantieristica d'avanguardia, nel parco della scienza e della gastronomia d'eccellenza. Un viaggio per conoscere quell'Istria interna poco frequentata, quasi sconosciuta. Un parco di mito, storia, tradizioni, realtà, riflessioni sul futuro ed ora anche esempio di pace. Dal Carso a Cherso, un percorso turistico alternativo, un viaggio culturale. Qui tutto è diverso. Anche i fiumi qui non scendono normalmente al mare, ma per un gioco imposto dagli anfratti carsici, dal mare sgorgano in superficie. Percorsa l'uniforme pianura padana, incontri i contrafforti carsici. Qui tutto è diverso. Terra di forti contrasti. La sprezza cromatica delle tinte infuocate del Carso, alle dolcezze sfumate ed ai riflessi argentei degli ulivi delle zone collinari interne. Ed il benvenuto a questo percorso inaugurale, al quale si intrecciano altri suggestivi ed interessanti itinerari, te lo dà Monfalcone, la sua antica rocca patriarchina, costruita su un castelliere illirico, le terme romane e le ciminiere e le gru dei cantieri, dove vengono realizzate le avveniristiche ed ardite navi da crociera. Un condensato di storia per proiettarsi nel futuro. E subito dopo il Timavo, inabissatosi a San Canziano nel Carso sloveno, torna alla luce nel Golfo di Trieste, a ridosso del castello di Duino. È il Timavo, il primo fenomeno carsico cui faranno seguito immediatamente le falesie che inanelleranno
la meravigliosa baia di Sistiana e subito dopo la Grotta Gigante, il più imponente fenomeno carsico delle innumerevoli cavità di cui è ricco l'Altipiano, la più grande del mondo. A ridosso delle falesie incontri il museo all'aperto della Grande Guerra, trincee, rifugi, ridotte, gallerie in cui morirono senza un nulla di fatto oltre 1 milione di giovani vite, ed oltre la foiba di Basovizza, altro monito ai posteri. Sui colli di Muggia, però, è finalmente, a cavallo del confine con la Slovenia, ma ora Europa, si sta realizzando il Parco della Concordia e delle risorse genetiche autoctone. E da Opicina, o risalendo la valle del Risano, ti inoltri nell'altopiano dei Cici, popolazione istro-romena depositaria della civiltà pastorale istriana, oramai ridotta a reliquia culturale, ma non le sue meravigliose pecore istriane ed i loro squisiti prodotti. Collocati sulla sommità di colli ed alture da dove si potevano dominare le valli circostanti, talvolta fino al mare, sorgevano i castellieri illirici e sui quali in seguito verranno edificate le graziose cittadine di Pinguente, Montona, Portole, Grisignana, che per la loro collocazione oggi dominano paesaggi incantevoli e godono di un clima che risente della vicinanza del mare e dell'influsso del sovrastante altipiano della Cicceria, è un clima prezioso che condiziona la stagionatura del prosciutto, forse il migliore del mondo, quello appunto istriano. E la valle del torrente Foiba ci conduce a Pisino, nei cui pressi e acque si inabissano per risorgere nel canal di Leme dell'Arsia segni lasciati dalle ere glaciali che hanno tormentato la penisola e che abbracciano il Tavoliere Polese. E dalla valle del Quieto e così da Fianona nel golfo Flanatico e dai Castellieri che incombevano a difesa del luminoso canale dell'Arsa scendevano gli istri per compiere le loro gesta piratesche nel mare Adriatico.
e il distretto minerario dell'Arsia, dove sprofondavano le miniere di carbone, oggi dismesse ma aperte, con il loro museo, al visitatore. Più a sud, al limite della penisola, incontreremo il più famoso castelliere dell'Istria, quello di Nesazio, capitale degli Istri, nelle cui vicinanze in seguito si svilupperà la città di Pola, il cui porto, protetto dall'arcipelago delle Brioni o Pullarie, che chiudono la corona di isole ed isolotti che costellano e proteggono il litorale istriano. Quella Pola che ricorda ancora la presenza asburgica con il suo arsenale ed il suo cantiere navale, e ancora Pietas Iulia durante la presenza romana con il suo anfiteatro, il meglio conservato tra quelli esistenti, con il Tempio di Augusto, l'Arco dei Sergi ed altre numerose vestigia di quella civiltà. La leggenda la vuole fondata dagli Argonauti, allora nominata Pollai, città degli esuli. E sul sagrato del Duomo di Pola il cippo a ricordo delle oltre 100 vittime di un gesto terroristico perpetrato ad un anno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, eretto dalle autorità locali e dal Circolo Istria, sul quale ad ogni anniversario del luttuoso evento esuli e rimasti, italiani e croati, si ritrovano. Il pianoro o d'altipiano che fiancheggia la valle del Quieto e partendo da Bui e Sentinella dell'Istria si dipana un percorso tra numerosi centri agricoli mirabili connubi dell'edilizia veneziana. Ospita interessanti fenomeni carsici derivanti dalla sovrapposizione di flisce su quello calcareo, meritevoli d'essere rappresentati in un attrezzato sentiero ecologico. La voragine di sterna filaria, un imbuto che si sprofonda per oltre un centinaio di metri, un universo di biodiversità, e tra i tanti cristallini sentieri che inaspettatamente sgorgano dal terreno, uno in particolare che dopo aver azionato un antico mulino precipita in un profondo azzurro laghetto e poi si inabissa in una voragine tipica del Carso, una foiba. La valle del Quieto, ai piedi di Montona, ospitava la foresta di San Marco, che si estendeva fino alle grotte di Santo Stefano, ove sgorgano fonti sulfuree, i cui benefici si possono godere presso le terme e nelle cui vicinanze si erigono ancora possenti esemplari di querce palustri. Sono presenti ancora oggi i cippi con l'effigie della Serenissima Repubblica, che delimitavano il bosco dal quale si coltivavano e ricavavano specifiche essenze arboree che, trasportate via terra su carriaggi trainati dai maestosi bovini istriani di razza podolica, raggiungevano poi via mare l'arsenale di Venezia per l'allestimento delle imponenti flotte veneziane.
Prima di imboccare la Valle del Quieto, una breve visita alle saline di Siccione e l'interessante museo a cielo aperto rappresenta uno spaccato della civiltà del sale e della sua importanza economica, via del sale, salario, eccetera, e delle guerre combattute per il suo possesso, la vita dei salinari, le strutture e le opere. Ed in fondo la città di Pirano, gioiello dell'arte veneziana, nella cui piazza un'elegante statua ricorda uno dei suoi figli illustri, il Tartini. Ed incontreremo Parenzo con la sua basilica eufrasiana, che con quella di Ravenna ricorda quanta storia nel tempo ha unito le culture delle due sponde dell'Adriatico. Istria putela, suta e sentilina, occhi d'acqua marina che te fa duta vela, dolce creatura de piera a fior del siolo, tanti porti in cintura sul fresco corpisuolo. Pei to silenzi te amevo tanto, in spassi immensi se leva il canto, e bocca d'oro e favelà celeste, feva le feste per tu, la loro. Biagio Marin. Istria che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Guai smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer.
sorriso, sorriso, il sapere m'è colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor, l'amistade che viene dal cor, nelle muse il sorriso, sorriso, il sapere m'è colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Ombrislia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse il sorriso, sorriso, il sapere m'è colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor, l'amistade che viene dal cor. Nelle muse il sorriso, sorriso, il sapere m'è colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Sono molti i dettagli di questo racconto che potrebbero attirare la nostra attenzione, ma vorrei soffermarmi solo sulla descrizione iniziale dell'indemoniato. Come prima cosa si parla di uno spirito impuro, e questo significa che era una persona che viveva nell'immoralità, nella bruttura, inoltre viveva fra le tombe. Questo indica una vita tenebrosa, senza relazioni sociali, aperte, luminose, e poi era fuori controllo, incapace di dominare se stesso e incapace di accettare i patti sociali necessari per la vita comunitaria, e per finire gridava e si percuoteva. Non trovava un modo efficace per esprimere se stesso e quindi lo faceva in modo animalesco, scomposto, gridando, ed era autolesionista perché riversava la sua rabbia anche su se stesso. Dopo l'esorcismo, l'uomo che era indemoniato è ora seduto, vestito e sano di mente. Penso che sia interessante avere davanti a noi questa immagine dell'indemoniato prima e dopo, perché vedendo i due estremi opposti possiamo capire meglio dove ci collochiamo noi e possiamo anche capire in che direzione muoverci per fare progressi spirituali. Per questo è davvero importante prendersi cura di se stessi, perché nel disordine interiore può nascondersi il male che ci porta a separarci dagli altri, a perdere la padronanza di noi stessi e a farci del male con le nostre mani. Ma se riusciamo a stabilire un ordine interiore, non solo stiamo meglio,
ma riusciamo anche a darci degli obiettivi alti e a raggiungerli. Monsignor Nuttarelli,